saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci a consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite Alberto Volpe, che è presidente regionale dell'Associazione Sclerosi Multipla. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno per parlarci proprio della giornata mondiale della sclerosi multipla, giornata che cade il 30 maggio. Però in vista del 30 maggio sono state organizzate 2 giornate, anzi 3 giornate, proprio dal il 28, il 29 e lo stesso 30 maggio, 3 giornate dedicate al ricordo di questa patologia e alla possibilità di dare una mano attraverso l'acquisto di gardenie. Intanto cominciamo a parlare di sclerosi multipla, anche perché fino a 30 anni fa terapie non c'erano. Esatto. Chi scopriva di avere una malattia di questo genere non si trovava, aveva un futuro molto incerto. Invece adesso terapie ce ne sono tante, tanti aiuti e grazie, cioè la ricerca va avanti proprio grazie all'apporto dei privati. Quanto incidono i privati? Allora, proprio grazie alla raccolta fondi, come in questa occasione, c'è l'evento della Gardensia, ovvero noi distribuiamo delle piantine di gardenia a fronte di una donazione di 15 euro e grazie a questa raccolta fondi, quest'anno speriamo appunto che, visto che lo scemare insomma di questa tremenda pandemia, riusciamo a andare sulle piazze, nei centri commerciali, diciamo insomma supermercati e eventualmente le piazze, per sapere dove sono basta andare sul sito www.aism/gardensia.it. Diciamo che le sezioni provinciali di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, appunto con i nostri volontari, con tanti volontari, che grazie ai volontari l'AISM esiste, altrimenti non esisterebbe l'AISM, e grazie a questa raccolta fondi noi finanziamo la ricerca scientifica e diamo servizi sul territorio. Bisogna pensare che noi come AISM, grazie a queste raccolte fondi, finanziamo più dell'80% della ricerca scientifica in Italia, fra i quali abbiamo il progetto più importante al mondo e sotto l'aspetto scientifico molto avanzato sulle cellule staminali, che siamo arrivati ora ormai da 3 anni a questa parte a fare i trapianti di cellule staminali sulle persone con dei buoni risultati. E grazie anche a questi fondi, diciamo, la ricerca sui farmaci, che adesso appunto abbiamo diversi farmaci che possono rallentare la malattia e la causa ancora non la conosciamo. E quindi, e poi con questi fondi, come per esempio, non so, la sezione di Udine, di cui sono anche presidente. Ah sì, perché lei è presidente sia regionale che della sezione. È molto impegnato, è molto impegnato. Sì, purtroppo. Diciamo che io dedico la maggior parte del mio tempo all'AISM come volontario, quindi diciamo che ho dei periodi che dalla mattina a notte fonda, si può dire, mi dedico all'AISM. E grazie a questi fondi, che appunto il 50% va alla ricerca, all'AISM nazionale, il 50% rimane in sezione. Con questi fondi che abbiamo in sezione facciamo segretariato sociale, quindi le pratiche di validità, pratiche appunto sostanziali, informazione, facciamo trasporti dei malati all'ospedale, consegna farmaci, eccetera, facciamo il supporto psicologico, abbiamo 2 psicologhe che fanno questo tipo di interventi, supporto psicologico, abbiamo attività di benessere, attività fisica adattata che in questo periodo di pandemia abbiamo fatto online, anche i gruppi di autoaiuto con la psicologa li facciamo online, quindi facciamo una serie di servizi
fondi che yoga per esempio, insomma una serie di attività grazie a questi fondi che altrimenti non riusciremo a fare. La cosa particolare è che ci tengo a sottolineare la riabilitazione. La riabilitazione, io dico sempre, per me la ritengo la terapia più importante addirittura dei farmaci di prima e seconda linea, perché se fatta da personale formato dà dei risultati veramente molto interessanti. Ma parliamo della sclerosi multipla, poi ritorniamo a parlare ancora appunto di volontariato e di quello che aiuta in sostanza i pazienti al di là dei farmaci. Una malattia, abbiamo detto, si sono cominciati a sentire i primi casi quanti anni fa? Anche qui? A riconoscerla, ecco, sì, diciamo che la sclerosi multipla è stata, diciamo così, individuata 70 anni fa esattamente, però come si diceva, io quando sono entrato come volontario 35 anni fa, appunto non esistevano farmaci, esisteva solo il cortisone perché poteva diciamo, ridimensionare l'infiammazione che si creava e non c'era la risonanza nucleare magnetica, non c'erano diciamo, sistemi diagnostici per individuare. Poi insomma ecco, questi strumenti, queste diagnosi si sono potute fare. L'insorgenza della malattia intorno a che età? Allora, ecco, la sclerosi multipla si manifesta perché non da subito, però esatto. si manifesta in età adulta in generale. Che purtroppo colpisce proprio nel fiore della gioventù, dai 20 ai 40 anni sono gli anni in cui colpisce prevalentemente la sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia grave del sistema nervoso centrale, quindi colpisce il cervello e il midollo spinale. È una malattia autoimmune, quindi il sistema immunitario aggredisce se stesso, cioè ci sono delle cellule killer che vanno a eliminare la mielina. La mielina è quella sostanza, chiamiamola così, che ricopre la guaina dei nervi e si trova anche appunto nel cervello e nel midollo spinale, e questa aggressione crea delle sclerosi, appunto, delle placche che poi diventano cicatrici e gli impulsi nervosi non passano correttamente o non passano più. Quindi diciamo che i sintomi, se inizialmente possono essere dei fibromicoli, la stanchezza, la fatica, che è un fattore molto importante che porterà per tutta la vita un paziente che ha questa patologia, va poi a influire, questi impulsi che non passano correttamente, va a influire sugli arti superiori, sugli arti inferiori, quindi problemi a muovere le braccia, problemi a camminare, problemi alla vista, problemi al linguaggio, quindi difficoltà di parola. Ecco, diciamo che progressivamente diventa sempre più invalidante. Però oggi, ecco, voglio dire che ci sono veramente... Ecco, ci sono questi rallentatori, no? Esatto, ci sono dei farmaci addirittura importanti, addirittura ne abbiamo 16 in questo momento qui, quindi veramente un passo avanti, specialmente negli ultimi 5-6 anni. Diciamo che ci sono dei farmaci che rallentano, la cura ancora non esiste, la causa ancora non esiste, non la conosciamo di questa patologia, però ci sono questi farmaci che, per esempio, ce n'è alcuni che rallentano e riducono le poussée, cioè gli attacchi, del 70%, dell'80%, quindi veramente diciamo che le forme di sclerosi multipla sono diverse, vengono individuate in tre diciamo così, diciamo branche, chiamiamola così, è la relapsing remitting, cioè l'attacco e remissione dei sintomi, poi c'è la primariamente progressiva, che quella diciamo è la più invalidante, e la secondariamente progressiva, che dopo degli anni di relapsing e remitting si passa a secondariamente progressiva. Però diciamo che l'invalidità
che diciamo anni fa portava veramente all'allettamento, cioè una persona diventava veramente allettata, immobile e non riusciva a parlare, eccetera, fino a portare alla morte. Oggi non c'è più questa paura, perché diciamo che le forme primariamente progressive e secondariamente progressive quasi non ci sono più. Diciamo che i giovani oggi che si ammalano di sclerosi multipla hanno queste forme relapsing remitting, che grazie a questi farmaci vengono sostanzialmente rallentate di molto, quindi diciamo il pensiero di andare su una carrozzina oggi praticamente, diciamo che se una volta su 10 persone 8 persone andavano in carrozzina, oggi sono 2 persone che hanno la probabilità, ma andando avanti con gli anni non ci sarà questo discorso. Purtroppo siamo già giunti al termine di questo incontro. Ricordiamo l'appuntamento, quindi abbiamo detto 28, 29, 30 maggio nelle principali piazze italiane, quindi anche qui in Friuli Venezia Giulia si potranno acquistare le gardenie, che il ricavato andrà a favore appunto della ricerca che dicevamo finanziata all'80%, no? Dai privati, dalle associazioni, quindi importante dare questo apporto e dare questo contributo e questo aiuto. Ringraziamo il presidente regionale e anche della sezione di Udine dell'AISM, Alberto Volpe. Bene, in bocca al lupo anche per la raccolta di venerdì, sabato e domenica. E speriamo che la ricerca faccia ulteriori passi. Senz'altro. Grazie per essere stato con noi. A tutti. Grazie. E ringrazio i nostri amici telespettatori per averci seguito, e noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo martedì sempre alla stessa ora. Arrivederci.